La Coppa Fratelli Granzotto in memoria di Diego e Dino, la classicissima friulana dedicata agli juniores, si è svolta nella giornata di ieri con partenza e arrivo a Corno di Rosazzo per un totale di 109 km e 600 metri. Percorso a 70% rinnovato causa la chiusura della strada nei pressi dell'abbazia di Rosazzo, che ha obbligato gli organizzatori a sperimentare con la new entry della salita del Bosco Romagno da Spessa verso Crauretto, con 4 passaggi ad Olegna del Coglio, gli ultimi 2 giri con l'attraversamento della zona artigianale di Prepotto e il doppio scollinamento a Rutars, un vero muro di 300 metri con pendenze da classiche del nord. Tutto ciò ha permesso di vedere una corsa combattuta e tirata sin dal primo colpo di pedale, con il caldo da una parte e una ventilazione inapprezzabile in certi tratti del percorso che hanno selezionato il numero dei corridori. 64 presenti al via, poco più della metà ha concluso la gara. L'Erta di Rutars ha deciso la 51esima Coppa Fratelli Grazzotto con il gruppo dei 6 fuggitivi che ha guadagnato quel minuto scarso prezioso per contendersi poi la vittoria finale. A sfrecciare per primo sotto lo striscione d'arrivo David Zanutta, portacolori del team Tiepolo di Udine, con il tempo di 2 ore 42 primi e 17 secondi, alla media oraria di 40 e 522. Alla fine tutti soddisfatti con il percorso promosso a pieni voti che potrebbe candidarsi nell'immediato futuro come circuito nazionale o transfrontaliero. Tornando alla gara, le parole del vincitore raccolte al termine della corsa. No, è stato, nonostante fosse un percorso nuovo per quest'anno, sono strade che comunque io in allenamento faccio molto molto spesso, quindi erano strade come dire, che conoscevo a memoria, quindi sono state abbastanza, sapevo che era alla mia portata, la gara si adattava alle mie caratteristiche comunque sì, poi si è verificata la situazione ideale, un gruppetto ristretto. Dopo tanti anni finalmente questa coppa fa da friulano. Sì, 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 finalmente diciamo di sì, poi è stata la prima vittoria in assoluto per me e farla poi qua sulle strade di casa, vicino a casa, fa ancora più piacere. Abbiamo lavorato benissimo come squadra, ci siamo trovati davanti nella fuga finale in due di noi e abbiamo fatto tutto, abbiamo gestito la situazione alla perfezione. Senti, lavori già per la prossima gara, no? Sì, sì, beh, adesso testa le prossime gare, non è appena l'inizio, quindi speriamo sia un buon inizio, Bene, appunto. auguri. Grazie.